Buonasera a tutti, qui è pronto l'impasto per il pane, già mezz'ora che impasta queste 7 kg di farina, si mette 3 litri e mezzo d'acqua, poi il lievito madre, il sale e io gli metto anche un pochettino di olio di seme. Come vedete già è tutto quasi pronto, sono le 17:30, qui è pronto dove appoggiare il pane, qua c'è la farina che è pronta, piano piano impastiamo, ancora un po'. Ok, si vede un pochettino. Vediamo un altro po'. Ok, tra un po', altri 5 minuti e poi il pane lo mettiamo là, fa un po'. È quasi pronto, ok, ci vediamo fra 10 minuti quando preparo il pane. Ok, a frappè. Allora, poco fa abbiamo visto il video che la macchina stava impastando la pasta, ora siamo quasi pronti, la prendiamo a poco. Vedete qua, poco si prende, facciamo qualche cocellato. Facciamo la forma del cocellato o la pagnotta. Questo si può fare sia la pagnotta, mettete qua un pochettino di farina, girare. Poi se si può fare il cocellato che basta semplice fare 2 dita, si mette al centro così e si gira, fa così, guarda, così si può fare. Stai vedendo? E già il cocellato è fatto, si mette così, si fa anche così poco, ok, e poi c'è il primo cocellato, vedete che bello. Poi si può fare
Così io la pasta la prendo a occhio, diciamo. Sempre la stessa procedura. Poi quando è tutta pronta si lascia lievitare, sono le 6 meno un quarto. Se meno un quarto, sempre che finisco già di preparare tutto il pane, questo si fa una piccola, qua in Sicilia si chiama vastebruzza, poi lievita. Ora fino alle 6 finisco di preparare il pane, poi una volta che è preparato il pane alle 6, alle 7 si accende il forno e alle 8 lo metto nel forno. Poi ci vediamo più tardi quando è tutto pronto, ok? Alla prossima. Siamo qua di nuovo. Allora, ora prendiamo un pezzo, questo qua lo mettiamo come lievito madre, poi lo mettiamo nel secchiello per l'impasto e l'altro impasto di per pane. Poi facciamo uno di questo qua, basta. Poi guarda qua, visto che questo già è fatto cocellato, allora questo qua si fa, ora lo mettiamo che stasera facciamo la pizza. Allora uno panetto lo mettiamo qua, e un altro panetto lo mettiamo qua per la pizza. Lo facciamo, siamo 5, perciò facciamo 4 pizze, che vengono di quelle grandi, i bambini non se la mangiano tutta. Questo si gira sempre a poco, si imbasta, si dà di metà e si imbasta rotondo. Questo è sempre per la pasta per la pizza. Mettiamo qua, questo è il lievito madre, questo che è rimasto ora facciamo panini, o come lo chiamo, scacciatelle, panini. Allora, 1 e 1, 2, lo mettiamo qua a lievitare, questo e questo, queste sono per le pizze, 1, 2, 3 e 4, e questo è il lievito madre, questo è per il lievito madre, ok. Allora alle 5 abbiamo iniziato ad impastare, sono 7 kg di farina, poi il lievito birra, 2 50 grammi di lievito, diciamo 2 panetti piccolini da 25, poi il sale io metto 40 grammi su ogni chilo di farina, anche di meno. Poi metto il lievito madre, che era quando ho questo qua, che poi si imbasta la sera, e poi si imbasta tutto quanto. Si mette 3 litri e mezzo di acqua sopra 7 kg di farina. Poi bisogna vedere se un pochettino si aggiunge, o l'acqua si aggiunge farina. Allora, questo è pronto, sono le 18, sono le 18. Ora copriamo tutto, lo facciamo lievitare, alle 7 comincio a accendere il forno, il c'è buio, non si vede, se no lo giravo il filmino, poi vediamo se posso aggiungere qualche foto, e alle 7, alle 8 imponiamo il pane, e nel frattempo prepariamo la pasta per fare le pizze, ok?
poi più tardi quando finisco tutto poi faccio un altro filmino. Ok, ciao a tutti, ciao ciao. Allora, qua c'è il pane pronto, è pronto a lievitare. Ora lo lasciamo 2 ore a lievitare. Questo è pulito, ho pulito questo qua, questa è la farina. Qua c'è l'impastatrice, bella pulita, per la prossima volta. Ok, dimenticavo. E qua c'è il lievito madre. Qua c'è il lievito madre. E questa poi si lievita e poi si conserva nel frigo. E poi si utilizza poi la prossima volta per fare il pane. Ok, ciao ciao. Allora, sono le 19, questo è il forno acceso, c'è un pochettino di buio, non si vede niente. Visto? Ora il fuoco resterà un'ora. Alle 19 inforniamo il pane. Si era buttato. Allora è passata mezz'ora, ora vediamo il fuoco un pochettino più forte. Ora si mette il fuoco, tutta la brace si mette a destra o a sinistra, un pochettino che si riscalda sia a destra che a sinistra, e poi si mette un pochettino sparso tutto al centro e poi si pulisce e si mette il pane. Fra un po' però ne devo mettere le pizze. Ok, allora ci vediamo fra un po'. Allora sono le 8 meno un quarto, già ho preparato le pizze che poi vanno infornate assieme al pane. Questo sto facendo una focaccia, una pizza e basta. Ok, ora andiamo nel forno, vediamo a che punto è arrivato. Allora, il forno è arrivato a una temperatura superiore a 200 gradi, già un'ora che è acceso. Allora, lo puliamo. Ok. Ora spostiamo il forno. Come vedete già il pane è lievitato, ora lo tagliamo.
Ok. Allora, perché prendere la lampadina. Allora, qua già abbiamo fatto. Allora, come vedete sta vedendo c'è la pizza, qua c'è il pane, la focaccia. Ok, allora. Poi vediamo quanto. Allora, già ho uscito. Sono le 9 meno 10, ho uscito le pizze, la focaccia, ora fra un po' esco anche il pane. Ok. Buon appetito! Qua c'è il pane. Sono le 9, è già tutto pronto il pane. Lo dai la mamma? No, questo è il pane. Questo è il pane che fa. Poi c'è cocellato. In questo episodio ci serve un po' di volume. Un bel po'. Le spose vogliono di più. Si possono aggiungere Ok. di più. Le sedine sono belle. Allora, il pane è finito. Ora è pronto per essere mangiato. Ok. Buona serata a tutti.